Il reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un decreto emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura Europea con sede in Palermo, che ha disposto il sequestro preventivo di denaro e disponibilità finanziaria di proprietà degli indagati per circa 450.000 euro, profitto del reato di commesso 4 imprenditori agricoli operanti nella provincia di Agrigento e di 97 titoli di pagamento del valore complessivo di circa 21.000 euro. Le indagini svolte dal reparto specializzato dell'Arma hanno consentito di accertare la truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di rilevanti contributi pubblici destinati al comparto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, meglio conosciuta come AGEA. La condotta fraudolenta si è sviluppata attraverso la presentazione tra gli anni 15 e 22 di domande uniche di pagamento nelle quali i predetti imprenditori agricoli hanno dichiarato in conduzione appezzamenti di terreno, in parte oggetto di confisca, in parte di proprietà dell'Ismea. L'operazione ha testimoniato il lavoro dei carabinieri per la tutela agroalimentare impegnati su tutto il territorio nazionale nella lotta alle frodi, in danno ai bilanci dello Stato e dell'Unione Europea. Quindi, grazie a questa incisiva e efficace azione di coordinamento delle indagini, ha portato all'adozione di un provvedimento volto sia a impedire la prosecuzione dell'attività delittuosa che a consentire il recupero delle indebite somme percepite dagli indagati in spregio alle normative e a discapito dei numerosi imprenditori onesti.